L'atmosfera natalizia più o meno inizia a farsi vedere e sentire un po' da tutte le parti, nei negozi, nelle strade, con i simboli del Natale più o meno tradizionali, sicuramente con molta austerità e in certi casi proprio con l'assenza totale di quel clima natalizio, però insomma nel nostro piccolo ognuno di noi vuole sempre entrare nell'atmosfera, magari con qualche sacrificio, mettendo da parte qualche rancore, mettendo da parte qualche perplessità, non pensando magari se il tuo collega, se il tuo vicino di casa o chiunque abbia fatto qualcosa che non ti piaceva. Il Natale è un po' volersi bene dappertutto e anche noi stiamo entrando anche in questo clima. Devo dire che in qualche occasione ho avuto anche la fortuna di avere un Natale come Dio comanda, cioè nel senso con il freddo, la neve, tutto quello che nel nostro immaginario è questo periodo, le luci sfavillanti, l'albero, il presepe. Ripeto, adesso si sente un po' meno, ma speriamo che dentro il cuor nostro, specialmente anche il sentimento religioso e sociale, sia presente. Siamo già entrati a dicembre, Target vi propone la 10ª puntata del programma 2018-2019. Il format è quello che ormai conoscete tutti, il salotto, dove vi presentiamo, vi facciamo conoscere delle piccole grandi realtà del nostro territorio in svariati aspetti su diversi settori e poi naturalmente tutto questo, oltre a vederlo sul nostro canale LCN del digitale terrestre, il 92, si può riscontrare nel sito internet www.televideoagrigento.tv e sul canale YouTube dedicato. Insomma, per chi volesse approfondire o non ha il tempo materiale di vederlo il mercoledì sera in prima serata, quando andiamo in prima battuta, lo può fare in altre occasioni. Passo subito allora a presentarvi gli ospiti della puntata di questa sera, come al solito gente qualificatissima che ha da comunicarci cose veramente importanti e belle per il nostro territorio. Beh, forse non tanto se guardo ad Alfonso e poi ci darà il perché. Allora, dalla mia sinistra lei è Lina Urso Gucciardino, la presidente del Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, ospite fissa almeno 3-4 volte l'anno. Poi Gerardo Alongi, lui è il direttore dell'unità operativa Hospice di Agrigento. Si continua con Anna Grazia Sferrazza, è la responsabile di un bel progetto destinato alle scuole, insomma, ai ragazzi, si chiama Caro Amico Web. Continuiamo con Francesco Sferrazza, non so se siete parenti o il nome, insomma. No, solo omonimia. Solo omonimia. Lui è il vicepresidente del neonato comitato Fontanelle Insieme. Io avevo scritto, e lo vedete anche appena ve la presenterò nel suo nome, poetessa, ma lei ancora dice, beh, aspetta, è un po' presto per dire poetessa, mi sto dilettando a scrivere delle poesie. Lei si chiama Susi Indelicato. E continuiamo con quello che dicevo, insomma, non tanto cose belle, perché ci dovrà parlare di qualcosa che non va proprio ad Agrigento. Lui si chiama Alfonso Cartannilica, benvenuto. E poi la nostra ospite musicale si chiama Miriana Collura, è una cantante ed è inserita nel grande contesto della scuola Palladium di Liavinio, è così? Bene, bene. Allora, Alfonso, andiamo subito a te, insomma, togliamoci subito questo dente. Faccio un riepilogo. Che è successo? Che è successo? Faccio un Perché hai sentito l'esigenza prima di manifestare le tue perplessità su Facebook e poi di venire qui in televisione? Faccio un riepilogo per i telespettatori delle puntate precedenti? No, che non conoscono bene la situazione. Ah, ecco. In poche parole, al cimitero di Piano Gatta ci sono decine di salme che aspettano una sepoltura già da tanti mesi, perché non vengono costruiti più nuovi loculi. Per questo su Facebook abbiamo organizzato una petizione online sulla piattaforma change.org che in pochi giorni ha raccolto più di 600 firme. Bene, abbiamo lanciato allora qual è l'argomento, la non sepoltura di diverse salme al cimitero di Piano Gatta.
E poi, Susi, perché non poetessa? Una che scrive poesie è una poetessa, no? Sì, ma le mie non sono poesie scritte, sono poesie di ispirazione, cioè mi vengono fuori di botto. Diciamo che è una cosa che in famiglia si è sempre respirata, a cominciare da mio nonno, poi i miei fratelli, insomma, tutti ci dilettiamo in queste cose. Io ho seguito un pochino l'onda e ogni tanto quando qualcosa mi gira in testa, Quando oppure c'è qualche campanellino che suona, sì, allora... io dico sempre che sono in testa e vogliono uscire da sole, quando poi escono le scrivo, le poso lì e per me sono scritte. Beh, ma adesso ne comunichiamo qualcuno, allora, dai, Quando altrimenti volete, certo. non puoi tenertele tutte tu. Va bene. Francesco Sferrazza, dicevamo neonato comitato di quartiere Fontanelle insieme, da quando? 15 giorni insomma? No, da poco più di un mese. Poco più di un mese, ecco. 29 ottobre abbiamo depositato l'atto costitutivo all'Agenzia delle quindi Entrate. È una cosa ufficiale? È una cosa ufficiale, è un organismo ufficiale, siamo a tutti gli effetti un organo giuridico, cioè una persona giuridica. Nasce dalla necessità, al seguito di un'assemblea che è stata fatta a giugno durante il contesto del quartiere in festa, dove serviva un organismo che si occupasse e prendesse carico dei problemi che riguardano i quartieri. E naturalmente abbia anche come interlocutore l'amministrazione comunale, il sindaco, ovviamente tutte le amministrazioni che si succederanno, perché abbiamo messo le basi per fare qualcosa che duri nel tempo. Per fare una guerra, una battaglia? No, non abbiamo nessun assetto belligerante, anzi abbiamo intenzione di affrontare i singoli problemi con le amministrazioni. Bene, ne parliamo di quello che insomma è il vostro programma e di quali saranno magari i primi approcci con l'ente comune. Anna Grazia Sferrazza, dicevamo caro amico web, però ogni tanto questo web non è proprio amico, o no? No, non è sicuramente sempre amico. In realtà il nostro progetto risponde a un bando di finanziamento della Regione Sicilia che è volto alla sensibilizzazione dei minori e delle loro famiglie all'uso responsabile del web. Ed è proprio questo quello che noi abbiamo cercato di fare, educare alla cittadinanza digitale. Perché il web ogni tanto può mordere, no? Il web può creare situazioni brutte, può... Sì, il web morde laddove ci si muove in maniera sregolata sul web, quando non ci si danno delle regole. Ed è proprio quello che noi abbiamo cercato di limitare, esatto, cioè proprio educare i ragazzi a muoversi in maniera razionale proprio sul mondo del web. Bene, parleremo di questo vostro progetto lungo diversi mesi, insomma. Sì, è durato 8 mesi, ci ha visti impegnati da marzo. Vediamo che cosa è emerso, quali sono state le perplessità, le situazioni, ma anche gli aspetti positivi, perché esattamente. No? Dottore Gerardo Lonci, lui dirige l'Hospice di Agrigento, l'abbiamo detto in diverse occasioni, una delle eccellenze mediche e non solo del nostro territorio. Qualche settimana fa avevamo avuto ospite una sua collaboratrice parlando di una bellissima iniziativa della poesia, insomma, del libro in corsia, anche perché insomma l'hospice è un reparto ospedaliero un po' sui generis, dottore. È assolutamente un reparto molto delicato che va preso con le dovute precauzioni. Abbiamo creato, cerchiamo di creare un po' di cultura anche all'interno dell'hospice. Infatti tu facevi riferimento a questo momento culturale in cui sono state lette delle poesie, tra l'altro di una persona che è stata male, che è tuttora che sta male, ed è stato molto commovente, questa cerimonia è stata molto commovente. Certo, la medicina all'hospice è una cioè la medicina nel senso classico, no? Cioè il medico, i farmaci oppure i presidi chirurgici, sono una delle componenti, non è la componente. Per quanto riguarda questo reparto è assolutamente così come stai dicendo tu, perché la terapia ha una sua importanza, però ci deve essere tutto un contorno di solidarietà. Io dico spesso che chi fa solidarietà è portatore sano di democrazia, e in questo reparto la solidarietà, infatti ci sono diverse onlus che gravitano attorno al reparto, proprio perché l'hospice e le cure palliative in generale non devono essere soltanto
non deve essere soltanto l'equipe medica e non solo medica a lavorare all'interno dell'OSI, ma deve essere tutto un entourage, comprese le famiglie dei malati che abbiamo e che abbiamo avuto nel passato, che ancora frequentano il nostro reparto. Assolutamente così. Di questo vostro operare, ma principalmente per una delle iniziative che avete portato avanti, il mantello, se ne è anche un po' innamorato il centro Guttuso, che con il premio Buttitta vi ha inserito nel contesto speciale di questi riconoscimenti. Presidente Gucciardino. Sì. Daremo infatti un premio speciale all'ospice che verrà consegnato naturalmente al dottore Alongi. 20 anni di Buttitta. 20 anni di Buttitta, e continua sempre con più forza e più lena. Infatti quest'anno abbiamo inserito delle novità. È partito, diciamo, come un premio letterario, quindi poesie, i conti, la presentazione di libri, e man mano ci siamo accorti che il premio Buttitta andava, i ragazzi partecipavano, quindi volevamo dare ancora di più ai ragazzi delle novità per farli accostare sempre più a noi, perché l'obiettivo è quello: far conoscere ai ragazzi la nostra Sicilia, i nostri usi, i costumi, ma non solo per farli conoscere, farli apprezzare e prendere da quello che i nostri padri ci hanno lasciato il meglio e proiettarlo nel futuro, perché sono loro quelli che praticamente da cui ci aspettiamo un futuro migliore. Cioè, non dico un segreto se io sono parte integrante del progetto del premio Buttitta, e come dicevo qualche giorno fa al teatro, quando ero io ragazzo a scuola e parlavo siciliano mi bacchettavano le mani, invece adesso praticamente il siciliano è una materia, Presidente. Sì, è una materia perché è una lingua, non è il dialetto. Cioè, il dialetto poi sono praticamente vari paesi, ognuno ha un modo di parlare il siciliano, ma il siciliano è una lingua, quindi perché l'inglese sia il siciliano no? Voi avete racchiuso all'interno di questi circa 10 giorni di manifestazione diversi aspetti legati appunto alla letteratura, alla musica, al sociale, coinvolgendo principalmente e soprattutto i ragazzi delle scuole. Sì, anzitutto dobbiamo dire che ormai il progetto è diventato molto vasto e quindi è necessario che ci sia una sinergia di forze, e le scuole prima di tutti, perché dico, sono a loro che è diretto l'insegnamento nostro, perché la nostra vuole essere una cultura non, diciamo, da elite, una cultura da nicchia, ma una cultura che educhi i ragazzi, il cuore dei ragazzi, affinché praticamente capiscano veramente quello che è giusto fare, ragionino con la propria testa e, come diceva effettivamente Buttitta, non abbassino mai la testa ma la tengano sempre alzata, e quando loro saranno veramente convinti di quello che è il siciliano, di quello che abbiamo nel nostro DNA di siciliani, sinceramente come ce l'hanno fatto loro, senza i mezzi che ci sono ora, a maggior ragione possono farlo i ragazzi di oggi. Bene, poi parleremo sia brevemente, insomma, di quello che è stato dal 28 novembre ad oggi, ma soprattutto quello che succederà in questi giorni con il finale l'8 di dicembre. Ma anche domani sera, che ci sono altre iniziative. Conosciamo anche Miriana Collura, abbiamo detto la cantante della scuderia Palladium di Lia Minio. Dice qualcos'altro di te, Miriana? Intanto buonasera a tutti. Niente, io ho iniziato a cantare praticamente da piccola, poi a 14 anni ho sentito l'esigenza di studiare, adesso lavoro, ho fatto della mia passione al lavoro, faccio la cantante agli eventi e inoltre anche animatrice per i bambini. Ecco, già, insomma, vuol dire che c'è il talento, insomma. Perché una cosa è che tu vai lì e vai a cantare, una cosa è che ti pagano per farlo, no? Quindi vuol dire che riconoscono questo tuo talento. Certo.
Il saluto va anche a Lia Minio, che insomma, con cui TVA ha instaurato un bel rapporto. Qual è stata la tua prima esperienza, diciamo, pubblica? Ecco, ti ricordi, Miriam? Il primo concorso, la prima Sì, esibizione? allora ho fatto la mia prima esibizione al liceo dove andavo, al liceo scientifico Martin Luther King. Poi ho cantato per la seconda volta, ho cantato al matrimonio di mia zia, ancora mi ricordo, e poi da lì ho iniziato a studiare. Certo, quella che è la voce, quella che è il talento naturale deve essere affinato e incrementato con lo studio, con le tecniche, insomma, con tutto quello che anche la tecnologia nuova ci offre. Sicuramente. Qual è il tuo... Dalle canzoni che ci proporrai fra un po', credo che hai una predilezione particolare per Laura Pausini. Sì, è il mio idolo, Laura. Cioè, mi trasmette tanta emozione, tanta carica, soprattutto perché lei è molto energica, quindi mi ispiro molto a lei, sì. Bene, avremo modo anche di sentire allora le tue canzoni e la tua voce. Ritorniamo ad Alfonso e a questa sua protesta, che poi naturalmente è stata condivisa da altre persone, per questa problematica. Cioè, non ho capito bene, non ci sono più tombe a Pianogatta oppure non si seppelliscono per che cosa? No, non vengono costruiti più loculi da diversi mesi, se non da anni. Quindi per questo abbiamo organizzato questa petizione che abbiamo stampato e consegnato al prefetto. Il prefetto mi ha detto che nei limiti delle sue competenze si interesserà della situazione. Ma il cimitero di Pianogatta credo che sia gestione privata, sì, no? Sì, è nata con un project financing. Poi, stiamo vedendo delle immagini poi forse un po' rubate anche, successivamente ci sono stati dei problemi fra la ditta che lo gestisce e il comune dice che la ditta non ha i requisiti per gestirlo, la ditta ha fatto un ricorso al TAR e invece dice che ce li ha, e alla fine chi ci va, cioè le uniche vittime sono quei poveri defunti e i loro parenti che non hanno una tomba su cui poter piangere oppure deporre un fiore. E per questo ci siamo indignati e ringrazio anche tutti i giornalisti che mi hanno dato una mano per far conoscere a tutti questo problema e anche le istituzioni che se ne stanno occupando. Ma avete già avuto qualche risposta oltre all'interessamento da parte del prefetto? Ieri c'è stato il termine entro il quale la ditta doveva presentare la documentazione al comune e il comune chiederà la rescissione del contratto. Però noi non entriamo nel merito del tecnico, della vicenda. Dell'eventuale diatriba che c'è tra però, cioè, il privato e il pubblico. Alla fine a noi ci interessa che vengano costruiti dei nuovi loculi, che si sblocchi questa situazione, perché dopo questo, cioè il comune scarica le responsabilità sulla ditta, la ditta sul comune, e alla fine, cioè, alla fine la responsabilità di chi è. Speriamo di riuscire a smuovere qualcosa. Vedi buio tu, oppure c'hai un puntino roseo? Rispetto a alcuni mesi fa qualcosa si è mosso, quindi questa protesta è servita a qualcosa. Speriamo che si concretizzi il tutto con delle soluzioni, speriamo bene. Francesco Sfarlazza, questo è un esempio di cittadinanza attiva, no? C'è Sì. un ragazzo, un giovane che è partecipe del suo territorio, nota che c'è qualcosa che non va e si fa promotore di richiedere i propri diritti. Praticamente è anche quello che avete fatto voi con la nascita del comitato, no? Sì, il comitato nasce proprio per questo, però onde evitare che ogni singola istanza è intrapresa dal singolo cittadino, che spesso e volentieri viene accantonata e messa da parte o rimane inascoltata, è differente rispetto a un'istanza presentata da un gruppo di persone sotto lo stesso nome che portano avanti un'idea decisa all'interno di un'assemblea, dove è stata già ragionata, dove è già stata trovata una soluzione al problema, e proprio per questo vogliamo essere propositivi e non andare contro le amministrazioni. Perché a noi non interessa andare contro le amministrazioni, a noi interessa la cerchia che riguarda il territorio comprensivo fra la via Unità d'Italia, il viale Sicilia e la via Mazzini, che è il quartiere di Fontanelle. È ancora un quartiere satellite dormitorio oppure allora, devo dire che abbiamo ricevuto degli ottimi riscontri da parte della cittadinanza, perché comunque è sempre stato un quartiere vivo, anche se visto come dormitorio. Quest'estate abbiamo organizzato una settimana di eventi che hanno riscosso tantissimo successo.
e tanto che è già in programma la nuova edizione per l'estate 2019. Attualmente stiamo lavorando a un programma di eventi per Natale, abbiamo un calendario per quello che sono le nostre possibilità anche finanziarie, perché tutto un autofinanziamento, è un autofinanziamento da parte degli iscritti, da parte dei commercianti della zona che vogliono e hanno a cuore uno sviluppo della zona, che vogliono una zona viva, che vogliono una zona che sappia rispondere alle esigenze degli abitanti. E avete fatto, non lo so, dico, una priorità di situazioni che il Comitato vuole affrontare con l'ente pubblico? Stiamo già affrontando determinate situazioni. Se dovresti fare una classifica delle prime 3 cose da fare subito. Allora, la prima che stiamo affrontando già da qualche mese assieme all'assessore Amel è l'isola ecologica che c'è di fronte alla scuola materna. L'isola ecologica lì non può stare, tanto che è chiusa. Oltre ad essere un'isola di trasferenza dove i camion più grossi aspettano i camion piccoli che raccolgono i rifiuti all'interno del quartiere, li conferiscono sui camion grossi, però tutto questo avviene a meno di 50 metri da una scuola materna. Non è il luogo adatto. Non è il luogo adatto. Ora, assieme all'assessore Amel abbiamo cercato e abbiamo individuato delle aree che possano ospitare un'isola ecologica, che riescano a mettere d'accordo sia i cittadini, sia l'amministrazione, sia le ditte che devono svolgere il lavoro. Perciò trovare questo punto di incontro, ti assicuro, non è stato semplice. Però adesso stiamo aspettando i tempi tecnici che ci vorranno per l'insediamento della nuova isola ecologica. Vedremo come andrà a finire. In più stiamo affrontando dei pericolosi temi come quelli degli sversamenti fognari. Ci sono in vari punti del quartiere diversi sversamenti fognari, tanto che siamo stati costretti a diffidare formalmente Girgenti Acqua all'intervento prima di passare alle vie più dure e più incisive. Bene, il terzo me lo darai dopo. Okay. Avevo chiesto 3, me ne dati tu. Già, insomma, siamo a buon punto. Ritorniamo alla nostra poetessa, Susi. Dicevi questo tuo essere, questa cosa che senti interiormente che si tramuta in versi. È una cosa spontanea così a getto, oppure c'è anche una ricerca linguistica delle frasi da usare, della metrica che ti deve accompagnare? Ecco. Allora, solitamente tutto mi parte da un'emozione, da un ricordo, da qualcosa che mi gira, che ho dentro, e comincio a formare il pensiero. Certo, è normale, poi cerco di trovare delle parole che siano adatte, delle parole che comunque facciano quella rima, e che creano quell'armonia, ecco, certo, quell'armonia che leggendo possa trasmettere magari quello che sento dentro. C'è un filo conduttore nelle poesie, oppure è proprio un mosaico dei vari stati d'animo? Allora, molte delle poesie che ho scritto, molti dei pensieri che mi sono venuti fuori sono dedicati a mia mamma. Poi ci sono dei piccoli mosaici, un pochino, dico, allegri, nel senso, quando ho fatto 40 anni, la classica crisi dei 40 anni, allora mi è venuta fuori. C'è ancora una crisi dei 40 anni? No, ormai. La crisi inizia intorno ai 75-80 adesso. Sì, si è spostata, vero? L'asticella si è spostata. Non capisco chi l'ha fatta questa cosa, l'OMS ha stabilito che l'asticella si è spostata. Conferma che quindi siamo giovani, perché sono contento di stare qui perché ma tu sei... alla mia sinistra c'ho la pulsione giovanile che veramente ma è solo abbiamo bisogno. Un fattore cromatico il tuo, del bianco, dico, per il resto non è solo un fattore cromatico. Prego, no, in effetti questa poesia dei 40 anni era proprio per sfatare il mito della classica crisi che viene magari alle persone, ogni donna, quando compie 40 anni, e quindi si chiede quello che può avvenire, quello che sarà. Certo, poi si alterna un po' di malinconia,
alcune persone definiscono le mie poesie un po' malinconiche, ma se sono legate al ricordo di mia madre, sì, per me è così. Possiamo sentirne qualcuna? Sì. Così, magari qualcuna che reputi che sia più interessante delle altre, o comunque che ci faccia denotare un po' di più il tuo essere poetessa, dai. Questa, una dedicata a mia mamma? Quello che dici tu, no, sei libera, cioè quella che vuoi, ecco. Non è un problema. Allora, leggiamo questa dei 40 anni che magari... Ah, ecco, questa dei 40 anni, vediamo un po' come li hai vissuti allora. Ecco qua, e son 40. Reso conto dello specchio? Beh, la cosa mi spaventa, di lavoro ne ho parecchio. Tiro su un po' le tette, mi rifaccio il labbruccino, liposurgo le coscette o mi tiro un po' il pancino. Forse è meglio far la dieta, dimagrisco e torno in forma. Ecco, questa è la mia meta e la linea mi ritorna. Basta dolci, ravioloni, basta pasta, carne fritta, niente panna e cannelloni, niente pure a pasta asciutta. Ecco, adesso cominciamo. Il polletto un po' bollito, olio a goccia e limoniamo, un risotto non condito, la pastina senza sale, la carota col vapore, una mela e non fa male, ma mi piange tanto il cuore. Fa vedere un po' l'elenco, questo qua mi sembra bravo. Pronto, doc, che faccio, vengo? Con 2000 me la cavo? Poi mi guardo e a dire il vero nulla voglio più di tanto. Ho un marito bravo in vero e 2 figli da incanto. Guardo voi, fratelli miei, cognatine e nipotucci, che mi frega dei miei nei, che mi importa dei miei crucci. Voglio solo assai godere della vostra compagnia, il grandissimo piacere di vedervi in allegria, anche se un gran pensiero lo rivolgo sì lassù, penso sempre al baffo nero e alla dolce mia Finù. Sono insieme e tanto basta, siamo noi famiglia in gamba, ecco quello che ci resta, è una rima un poco stramba. Brava! Brava Vera. Presidente del centro Guttuso, potrebbe partecipare al premio Buttito, insomma, perché può avere delle chance di vincita. Deve essere siciliano. Sì. Perfetto. Però insomma sì. già si vede, insomma. Pensavo- Allora, se ce n'è una in siciliano, lei... Cioè, Io mi dispiace pensavo- che non ha partecipato al concorso. Pensavo di vero? ascoltare Prego. una poesia malinconica, Invece- Invece è graziosa. No, ci ha convinto. Vero. Bene, allora, dicevamo l'amore di Laura Pausini, Miriana, insomma, è lei la sua musa ispiratrice, è lei, anche se una volta a X Factor, o mi ricordo un'altra cosa, ho sentito dire Laura Pausini ce n'è una sola, siate voi stessi, non imitatela, no? E anche questo, insomma, però il piacere è questo. Qual è la prima canzone che ci fai sentire, Miriana? La soluzione. La soluzione. Vuoi stare il nostro centro? Allora bene, così ci rilassiamo un po', la musica ve la offre sempre Target, lei è Miriana Collura, La soluzione. Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo d'aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra 1000 fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai e anche oggi rimando a domani per non pensarti più. Ma non ci credere a chi dice che questo tempo ci ha fatto perdere. Tu non gli credere, lascio un passato di spettri e cerco nuovi confini, ma in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole. Lascio le mie paure ad un soffio di vento per coprirti le spalle solo col mio silenzio, e non distingo più orizzonti, universi o destinazione, ma sei ancora tu. La
la soluzione. Eri tu quella notte che ci siamo chiesti se doveva finire, dove finiscono tutti i momenti, che tanto già lo sai, che li conserverai. Anche oggi rimando a domani il non pensarti più, ma non ci credere a chi dice che questo fuoco diventa cenere. Tu non gli credere, lascio un passato di specchi, cerco nuovi confini, ma in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole. Lascio le mie paure ad un soffio di vento per coprirti le spalle solo col mio silenzio, e non distingo più orizzonti, universi o destinazione, ma sei ancora tu la soluzione. Con gli occhi rossi di chi ha corso troppo, o forse pianto e non me lo ricordo, è il tuo ricordo che mi tengo stretto, è il mio domani. Lascio un passato di spettri col futuro davanti, ma in questa notte d'estate la vita è come ci vuole. Lascio le mie paure sulle spalle del tempo per riscrivere al buio il nostro cielo diverso, e non distingo più orizzonti, universi o destinazione, ma sei ancora tu la soluzione. La soluzione. La soluzione. Brava, grazie. Grazie a Miriana. Ritorniamo al premio Buttitta. Dicevamo 20 anni, tantissime iniziative, gemellaggio tra il comune di Comitini e quello di Favara, convegno dove si è parlato della vita e della vita, ma anche di quelle che sono, insomma, le preoccupazioni per il fenomeno della droga, l'omaggio alla musica siciliana, insomma, quanta carne al fuoco. Tanta, perché ce ne vuole tanta, anche perché il premio Buttitta abbraccia, diciamo, tante tematiche e coinvolge quindi tante persone. Siccome vogliamo che sia un premio e per i giovani, come ho detto, ma non dobbiamo dimenticare gli adulti, allora quest'anno la novità infatti dei gruppi musicali anni 60, 70, 80, ed è stata una serata veramente bella che ci ha fatto rivivere un po' le canzoni di una volta, è un'atmosfera veramente bella. E quest'anno un'altra novità è stata quella che i soci del Centro Guttuso hanno formato una compagnia e quindi daranno un'opera teatrale, Nicola ha detto Colapesce. Cioè, il tema è molto bello perché veramente il problema dell'altruismo, questo ragazzo, ma la cosa che mi piace soprattutto è il senso di appartenenza, lo spirito di servizio, di squadra dei soci del centro, che si cimentano in un'opera, non avendo mai calcato, diciamo, il palcoscenico, ci metteranno la faccia per fare grande il Centro Guttuso e soprattutto il premio Buttitta. Infatti devo dire che la cosa in un certo qual modo mi commuove e mi fa dire grazie di cuore a queste persone per il senso di appartenenza che hanno. E poi la grande partecipazione da tutta Italia, anche fuori, al concorso letterario nelle varie sezioni, un gran lavoro per le varie giurie che hanno dovuto esaminare circa 500 elaborati. 500 elaborati, non è stato facile, anche perché la giuria veramente è molto onesta e quindi li legge proprio con esattezza, non sorvola su niente e quindi non è stato facile il lavoro. E anche a loro veramente va il mio grazie
perché il premio Buttitta può sembrare impegna tantissime persone, ma le impegna sul vero senso della parola. Anche la partecipazione delle scuole dal punto di vista del premio letterario è stata importante, insomma non solo chi fa il poeta o comunque lo scrittore è già una persona matura, ma ragazzi insomma sì, ma dall'istituto comprensivo in su. Soprattutto quello delle scuole, ma tu leggi le poesie dei ragazzi alla scuola media, della scuola elementare, e che scrivono in siciliano, certo non è il perfetto siciliano, ma esprimono dei sentimenti che veramente dicono di queste cose ce ne vorrebbero veramente. Stamattina c'è stata una manifestazione abbiamo proprio perché diciamo, lo dedichiamo ai giovani, c'è nel bando di concorso la tesi di laurea, perché è il lavoro praticamente di un giovane. E quella di stamattina è stata una cosa veramente bellissima, perché un ragazzo ha presentato la tesi di laurea con un lavoro particolare sulle nenie antiche, e queste nenie sono state cantate dall'Istituto Martin Luther King di Favara. Quindi un ragazzo che parla ai ragazzi. È stato vero, dico, momenti che dico veramente ce ne vorrebbero tantissimi. E poi il giusto riconoscimento con i premi speciali a singole persone, associazioni, gruppi, istituzioni che insomma fanno veramente grande il nostro territorio, la nostra Sicilia. Veramente, veramente. Quest'anno ci siamo un po' sbizzarriti a cercare il meglio, veramente. Ma perché veramente sembra assurdo, ma la nostra terra ha tantissime, tante belle persone, che se una ci pensa a dire sembriamo tutti, non lo so, che i siciliani siamo apatia, questo non è vero. Noi abbiamo scelto le persone, insomma, praticamente a cui quest'anno daremo il premio speciale, ma sono veramente delle persone speciali e sono della nostra terra, sono siciliani, sono agrigentini, sono favaresi e quindi veramente è un orgoglio avere queste persone vicino a noi. Gli organi di stampa, anche la nostra televisione, tutti insomma ne hanno un po' dato conto di quelli che sono questi premi speciali, così me ne vengono un paio, tipo c'è un campione italiano di moto d'acqua che magari forse nessuno conosceva, c'è un design creativo, immaginate che i migliori caschi del motomondiale, della Formula 1, vengono disegnati da questo ragazzo di Favara. E questo a significare che il lavoro, sì, non c'è il lavoro, ma se lo creano, come tantissimi altri, ecco. Sul ragazzo, io manco sapevo che esistesse, e intanto è un ragazzo di Favara. Giorgio Lorenzo, credo, anche altre Marquez, un campione anche di Formula 1, il casco è disegnato da lui. Da un ragazzo, Daniel Russello. E poi c'è stata anche la scelta, dicevamo, dell'Hospice per questo progetto importantissimo, ce ne parla direttamente il direttore Geraldo Alongi, il progetto Mantello. Viene ispirato San Martino, no? Sapete, il mantello che copre, che aiuta, che dà sostegno, che dà conforto, per questo aspetto delicato del fine vita, ecco, che cosa può fare, come approcciarsi anche un ragazzo a questo delicato settore, e lo hanno fatto in maniera eccezionale, con la musica, con la poesia, con le danze, con le canzoni. Dottor Alongi. Allora, intanto io ho il dovere di ringraziare il Centro Culturale Guttuso, la persona della dottoressa Gucciardino qui presente, e poi la commissione che ci ha dato l'onore di sabato di ricevere questo riconoscimento. Tutto parte dal 2010 con la legge 38, che è una legge che però siamo a 8 anni e ancora vaghiamo un po' nel buio. Fatta questa legge sono partiti dei progetti nazionali, cosiddetti PSN, che ci hanno permesso, ad Agrigento soprattutto, siamo stati i primi in Sicilia, ci hanno permesso di organizzare una formazione per gli addetti ai lavori, cioè medici, paramedici, infermieri e quant'altro, e nello stesso tempo una informazione. Quando io ho avuto solo l'idea, poi il resto l'ha fatto tutto lo staff, l'equipe che
ognuno col proprio Appunto, il metto- tassello, ognuno mette un il tassello. giusto ingranaggio, ecco. Quando ho buttato lì questa idea, c'è stata molta perplessità e anche io stesso ero scettico, perché l'idea di andare nelle scuole e parlare di cure palliative, che è un tema molto delicato, eravamo così molto perplessi, perché i giovani, pensavo io, in malo modo pensavo, erano soltanto dediti agli aperitivi, al divertimento e a quant'altro. Invece ci hanno veramente sconvolti, ci hanno commossi. E abbiamo girato prima, i primi 2 anni ci siamo attenuti alla provincia di Agrigento, successivamente abbiamo coinvolto tutte le scuole, alcune scuole della regione Sicilia, e girando mi sono reso conto chi sono i giovani, che cosa sono capaci di realizzare, come sono sensibili. Mi ricordo tra le altre le scuole di Palma di Montechiaro, quelle di Favara, e altre di altre città, dove regnava un silenzio religioso, ci ascoltavano veramente attentamente e poi hanno fatto degli elaborati veramente molto interessanti. Da questo si deve vincere che i giovani devono essere il nostro obiettivo per tutto, non solo per l'argomento cure palliative che io modestamente cerco di portare avanti, ma anche per tematiche politiche di cui si parlava poc'anzi. Io sono stato amministratore di questa città per diversi periodi. Il project financing di cui parlava l'amico è nato in quel periodo in cui io ero consigliere comunale e poi anche assessore, e le problematiche che ha appena accennato erano 20 anni fa, erano le stesse. Però sono l'unico project financing che è riuscito a realizzarsi ad Agrigento, perché poi il futuro secondo me è proprio questo, unire il pubblico con il privato. Ora il pubblico è completamente senza denaro, quindi è ancora peggio. Però io poi ho tentato il pluripiano di Agrigento, dietro l'Astor, Piazzale Rosselli, di realizzare un project financing copiando un po' quello del cimitero Piano Gatta, e l'avevo già visto realizzato, poi all'improvviso è successo quello che è successo e è scemato. È finito tutto. Dicevo all'inizio, c'è stata proprio la partecipazione, ognuno con come si è sentito, no? Le poesie, la danza, la pittura. Ricordo benissimo nel 2011 che abbiamo fatto il primo mantello, ha vinto una ragazza di Favara con una canzone che veramente, perché per riportare questo tema in una canzone è abbastanza difficoltoso. Ma ci sono state anche delle danze. Sono state anche delle danze eccezionali. Ricordo sempre una danza che ha realizzato una scuola di Gela, veramente molto molto simpatica, anche il Cannizzato di Palermo ne ha realizzato un'altra. Veramente, come dire, siamo orgogliosi di quello che abbiamo realizzato, però non mancano problematiche, perché ora abbiamo il problema che non riusciamo ad organizzare il mantello, che dovrebbe andare, già siamo in ritardo, siamo nel 2019, a novembre ci dovrebbe essere. Possiamo fare qualcosa? Non ce la facciamo. Possiamo fare qualcosa in televisione? Non ce la facciamo possiamo perché fare un appello, possiamo fare uno stimolo, cosa? Ci sono delle somme bloccate a Palermo, alla regione. Tutti si lamentano che non ci sono soldi, invece qua ci sono i soldi. Ci sono i soldi, sono pure vincolati, perché noi è un progetto pilota che si fa in Sicilia. La Sicilia è un progetto pilota come la Lombardia, sono vincolati, non si dovrebbero, credo che non si possano stornare, però queste somme sono bloccate lì da qualche annetto, non riusciamo. Diceva qualcuno poco fa, chi subentra parla sempre male degli altri. Questa è una regola. Io mi ricordo di direttori generali che insediati ci hanno fatto una riunione, la prima cosa che hanno fatto è parlare male, e quando si parla male degli altri io già possiamo metto fare le mani l'appello in avanti. televisione, dottora Loggia, che possiamo dire, cerchiamo di sbloccare a chi di competenza. È una cosa molto complessa, è una cosa molto complessa, a chi di competenza cerchiamo di sbloccare il discorso del mantello, perché io l'ho vissuto direttamente ed è veramente una cosa eccezionale. Lo diceva all'inizio, l'hospice non è un reparto qualsiasi, tutti validi e importanti di un ospedale, ma è un qualcosa che ti coinvolge e ti prende direttamente. Ritorniamo al nostro web. Diceva poco fa Anna Grazia Sferrazza, 8 mesi di lavoro con le scuole per il caro amico web.
per cogliere e prendere naturalmente gli aspetti positivi e per metterli in guardia da quelli che possono essere le trappole. Come si è sviluppato in maniera sintetica naturalmente, ragazzi? Certo, intanto il progetto non si è svolto in tutte le scuole, ma solamente all'interno delle scuole partner che hanno aderito con noi proprio alla realizzazione del progetto, che sono il Liceo Classico Empedocle di Agrigento, l'Istituto Professionale Enrico Fermi, la sede di Aragona, e l'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso di Favara. Quindi abbiamo lavorato con ragazzi e bambini, quindi dalle scuole primarie alla scuola secondaria di secondo grado. Come si è svolto? Il punto forte del nostro progetto è stata innanzitutto la conduzione di un'indagine che è stata curata, diretta e collaborata dal professore Gucciardo, un sociologo e professore dell'Università di Palermo, che ci è servita proprio a rilevare quelli che sono i dati sull'uso del web e anche su quella che è il contenuto proprio esperienziale dei ragazzi del territorio della provincia di Agrigento, quindi dalle fasce di età più piccola ai più grandi. Noi abbiamo focalizzato l'attenzione in alcune fasce di età precise, che sono i ragazzini della quarta elementare, delle prime e delle seconde medie, e i ragazzi del primo e del secondo anno delle scuole superiori. All'interno l'azione di indagine, che si è svolta su 2 livelli, che sono stati la conduzione la somministrazione di un questionario anonimo ad ogni singolo ragazzo e la somministrazione di un focus group, cioè di gruppi di interviste di 10 ragazzi e ragazze volti dapprima tramite questionari ad analizzare proprio il contenuto esperienziale di ogni singolo ragazzo sul web. Mentre per quanto riguarda il focus group abbiamo analizzato l'esperienza in merito invece proprio alla diffusione del fenomeno. Nel particolare che cosa ti ha colpito? Cioè che cosa è emerso in queste 3 varie fasce di età, il rapporto e l'uso del web? Allora, io vorrei riprendere un attimino la profondità di pensiero dei ragazzi. Perché devo dire che soprattutto i focus ci hanno aiutato tantissimo e sono stati i ragazzi ad esprimersi anche con una profondità di pensiero e a darci degli stimoli, anche dei consigli veramente interessanti. Ma per web intendiamo soltanto i social, insomma, lo scambiarsi i messaggini, i selfie, le foto? No, ovviamente no. Quando si parla di web si parla di tutta una serie di attività che possono essere fatte sul web. Sul web ovviamente si può giocare, si possono guardare film, si possono leggere notizie, quindi si può fare ricerca. Sicuramente una parte importante del web è la comunicazione è la relazione con il mondo esterno, quindi con le altre persone. Ma questa troppa assuefazione di web non ci potrebbe far perdere quelli che sono poi i contatti umani e relazionali diretti? Allora, cioè isolarsi e magari parlare col cellulare mentre siamo accanto. Mi preme dire, sottolineare anche, ed è questa anche la ragione del nostro titolo, proprio #caro amico web e non nemico web. Ovviamente il web è uno strumento inventato dall'uomo che riduce sicuramente gli spazi e i tempi della comunicazione e in quanto tale può essere positivo, perché per esempio noi possiamo comunicare più facilmente e con tempi veramente brevi, immediati, con persone, i nostri affetti che si trovano anche dall'altra parte del mondo. Mi ricordo quando ero militare, insomma, il gettone della cabina telefonica e fare il turno per parlare. Adesso invece siamo in videoconferenza un po' con tutto il mondo. Ecco, il problema invece, sì, ha ragione lei quando si parla di assuefazione dal web, quando la realtà virtuale ci isola dalla realtà reale e rischiando anche di diventare non soltanto strumento
di solitudine reale della persona. Tanto è vero che molto spesso è capitato che nei questionari i ragazzi, anche coloro i quali raccontavano di non stare troppo tempo a messaggiare su internet col cellulare, raccontavano di percepire la sensazione che il web gli rubi troppo tempo. Questo perché evidentemente lo utilizzano troppo per giocare o per guardare dei film. Il vostro lavoro naturalmente non è stato fine a se stesso, per chi può essere messo a disposizione tutto quello che è emerso? Sì, infatti noi abbiamo voluto, desiderato tanto che il nostro progetto avesse una portata permanente, cioè riuscire a creare un prodotto che effettivamente potesse servire anche oltre la fine della durata del progetto. Il ruolo dell'indagine per esempio è questo. Noi abbiamo anche attivato per esempio uno sportello telefonico con cui i ragazzi potranno rivolgersi ancora oggi. Sì, assolutamente, certo, questo materiale chiunque deve essere messo vorrà, a disposizione. sì, Ecco, sì, chiunque vorrà accedere all'indagine potrà farlo. E magari potrebbe essere ripetuto, come dicevi prima tu, no? Sì, sì, sicuramente per esempio anche per le scuole stesse. Noi sappiamo che la scuola, per disposizione del MIUR ovviamente, tratta il tema del web, del cyberbullismo in particolare, però l'idea anche di condurre un'indagine, noi non abbiamo solamente condotto un'indagine, ci siamo occupati anche di formazione dei genitori e dei docenti, abbiamo cercato di creare anche degli elementi di riflessione comune tra ragazzi e genitori attraverso dei cineforum. Però l'idea, per esempio, di condurre l'indagine ha permesso anche alle scuole stesse di conoscere meglio i propri ragazzi, certo, e le esperienze dirette dei propri ragazzi e anche quelle che possono essere delle debolezze legate proprio al sistema. Per esempio una fragilità è il fatto che i ragazzi non conoscano l'esistenza del garante all'interno delle scuole a cui rivolgersi in casi di episodi di cyberbullismo. Il vostro lavoro quindi ha contribuito anche a cercare di migliorare il rapporto studenti-genitori-scuola. Sì, sì, e anche far capire per esempio ai ragazzi, un altro elemento che è emerso dai focus è la percezione dell'idea della scuola come istituzione punitiva. Quindi se succede si presenta un episodio di cyberbullismo per esempio, o comunque un episodio che desta un certo turbamento nel ragazzo, il ragazzo non pensa immediatamente di rivolgersi a un proprio educatore per esempio, a cui chiedere consiglio. Perché? Perché teme che si possano immediatamente avviare delle azioni punitive, ma non è così ovviamente, perché la scuola è un ente educatore, ha a cuore ovviamente i propri ragazzi, e la punizione è l'ultima, diciamo, l'ultimo approdo a cui si arriva. Esatto. Chiedevo prima a Francesco Sverrazza tre priorità di Fontanelle insieme. Abbiamo visto il primo, che è la isola ecologica, che non è tanto ecologica anche per il punto dove è messo. Diciamo che è poi temporanea. Parlavamo del sistema fognario, insomma. Diciamo che anche quello inizia a diventare un colabrodo oltre alla rete idrica. Il terzo punto? Il terzo punto, non voglio affrontare una problematica, ma voglio spiegare che cosa vogliamo fare realmente. Realmente vogliamo creare un'assemblea permanente fra gli abitanti di un quartiere che dia la possibilità di affrontare anche il piccolo problema che riguarda la piazzola di sosta gestita male, il parcheggio davanti alla scuola, che affronti la quotidianità di un quartiere e riesca a raccogliere le esperienze di tutti e farne tesoro. C'è una partecipazione collettiva degli abitanti di Fontanelle, oppure insomma allora, siete 3-4 così che fate la briscola? Siamo partiti in 4. In 4, ossia quelli che abbiamo organizzato l'evento Quartiere in Festa l'anno scorso. Da lì dice ok,
partiamo con questo progetto, vediamo dove arriviamo. Il 29 ottobre fondiamo il comitato, alla prima uscita pubblica abbiamo fatto un banchetto al mercato rionale che stiamo sostenendo particolarmente e abbiamo avuto circa 50 adesioni il primo giorno. Oggi siamo più di 120 in meno di un mese. Abbiamo già un programma pronto per Natale che è abbastanza espansivo per il quartiere, ossia riguarderà diversi punti del quartiere, riguarderà la parrocchia, riguarderà la zona commerciale. Quindi piano piano diciamo, tutto il quartiere inizia a crederci, esatto, a essere ed è proprio coinvolto. questo l'obiettivo, ossia far capire al quartiere che il quartiere esiste, iniziare ad avere uno spirito di appartenenza a qualcosa e far entrare nella testa delle persone un concetto che ad Agrigento è stato molto dimenticato, ossia che la cosa pubblica è anche cosa mia. Siamo stati abituati per tanti anni che tutto quello che era pubblico era un problema di altri. Oggi per salvaguardare il nostro territorio dobbiamo metterci prima noi, cioè sul fronte, ossia si parla della spazzatura selvaggia, i lanciatori seriali, diciamo, ci sono stati diversi appellativi. Noi stiamo cercando... Prima operato dobbiamo essere noi direttamente. Esatto, i primi a sorvegliare il nostro territorio, i primi a salvaguardare il nostro quartiere, i primi a trovare una soluzione a un problema che diventa veramente oneroso sia per l'amministrazione sia per chi ci vive, perché è chiaro, se io ho degli ospiti a casa mia e li accolgo con una discarica abusiva messa all'ingresso del quartiere, per me è un'umiliazione forte, perché siamo in una città molto civile, siamo in una città che merita molto di più di quello che noi stessi offriamo alla nostra città. E credo che se gli altri tuoi compagni di viaggio sono così entusiasti come lo sei tu, devo dire che gli iscritti sono ancora più entusiasti, tanto che aspettiamo la prima assemblea ufficiale degli iscritti per se tutto confermato il 18 di gennaio e da lì partiremo con una programmazione per tutto il 2019. Alfonso, non bisogna più morire ad Agrigento allora, se no... Purtroppo la realtà, la tragica realtà è questa, purtroppo davvero così è andata a finire. Perché il problema non trova soluzione. Speriamo che con il polverone mediatico che si è alzato in questi giorni si riesca a sbloccare una situazione, perché si tratta del solito ingarbugliamento burocratico tipico della nostra terra. Cioè alla fine ci vanno di mezzo soltanto i parenti dei defunti e gli stessi defunti che meritano una degna sepoltura. E per questo faremo di tutto, organizzeremo anche altre forme di protesta, non ci fermeremo sicuramente soltanto a una protesta mediatica. Ritorniamo a Susi, alla sua poesia che ci ha fatto tanto divertire nel raccontarci il suo stato d'animo per i 40 anni, ma poco fa mi sembrava di capire che è anche una poesia un po' malinconica, un po' interiore. Sì. Che deve essere partecipata perché? È anche un modo per elaborare, per tirar fuori quello che è dentro, magari che non riesce a dire con parole normali, che non riesce a esprimere, magari invece di tramutarlo in rabbia perché ti resta dentro, lo elabori, lo metti su un foglio, lo leggi, lo rileggi, dici è così e va bene. E lo metti un po' da parte, te ne fai una ragione. Ti ricordi quando hai messo su le prime parole, quando hai iniziato a comporre la prima poesia o comunque quando ti è arrivata l'ispirazione? Ecco. Allora, la prima poesia che ho scritto l'ho dedicata a mio padre quando è andato via circa 23 anni fa. Ed è stato, mi sono resa conto, un modo per mettere un po' di pace, perché c'era quella piccola rabbia, quel piccolo rimpianto che ti rimane sempre. Infatti l'ho intitolata Ciao, perché per me era un ciao
di pace, cioè nel senso, ok, ti ho messo sul foglio, adesso sei lì, ti rileggo e non sto più male. Questi tuoi appunti potrebbero avere un futuro editoriale? Non lo so, sinceramente non ci ho mai pensato. Tutto è nato dal fatto del web. Tu magari scrivi qualcosa, la pubblichi anche su Facebook e cominci ad avere dei piccoli consensi, ti dicono è bella questa poesia, al che le ho raccolte così in un libreccino tanto fai da te, per... un libricino fai da te. Sì, fatto in casa, niente di Prima di abbiamo sentito i tuoi 40 anni, adesso qualche altro verso relativamente a che cosa? È una preghiera che ho scritto l'anno scorso. La troviamo, sì. Sì, è quella. Allora, l'ho scritta l'anno scorso e l'ho intitolata Preghiera perché mi sono rivolta direttamente al capo dei capi. In un momento di bisogno? In un momento di perplessità. Di perplessità. Signoruzzo voleva sapere se con te posso parlare. Sogno sai assai confusa e non saccio soccufare. Notte e giorno io ci penso e non dormo più serena e perciò ti stai pregando che mi levi sta gran pena. Io volessi cominciare li miei giorna sorridendo e per questo, signoruzzo, mi rivolgo sempre a tia. Sa, signori, io ci crio che scennisti in sta terra, io ci crio che venisti per davvero e sta forza che mi sento, saccio che m'adasti tu. Mi talì un dunno e mi pare di sciammare, io cose in sto mondo che mi fanno arrisantare. Io volessi veramente che tornassi lo sereno, che la gente arridissi con lo cuore sempre chino, d'amicizie e senza affanni. Io aspetto e stai a fiducia. Io ti prego, signoruzzo, porta gioia nei cuori, porta amore e contentizza e di godi sereni di lo mondo la bellezza. Questa è siciliana, Presidente. Bene. Il prossimo anno ci sarà il 21° premio Buttitta, perché non tentare? Appunto. Ritorniamo a Miriana, dicevamo il suo amore per la musica, il cantare da sempre, il perfezionamento con la scuola. Quali sono i prossimi progetti, Miriana? Io ovviamente continuerò a lavorare nei prossimi eventi che ci saranno nei prossimi giorni e spero continuerà a lungo, ovviamente, perché... Hai mai avuto voglia di partecipare a un talent, a un qualcosa? Se devo essere sincera, no. Perché il mio sogno era quello di cantare per la gente i loro propri eventi. A prescindere, diciamo, di essere in televisione oppure di diventare Sì, famosa. è sempre stato il mio sogno quello di cantare nei matrimoni, di cantare in chiesa, quello che sto facendo, ho iniziato da quest'anno e per me mi rende felice così. Bene, ancora una volta Laura Pausini per noi, questa volta 200 note. A voi Miriana Collura. Un letto in ordine, uno specchio dove ancora trova spazio un tuo riflesso. Il ricordo adesso è come un pianoforte senza voce che più suona e più non sento le sue note. E ad un tratto nel silenzio il mio pensiero vola verso quell'immagine. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: mi puoi guardare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera 200 note. Ogni vita puntualmente il suo destino da incrociare, da sfiorare anche un attimo soltanto. E forse è vero, quello che ti porti dentro è sempre tutto ciò che non hai mai potuto avere accanto. E quindi cerco di respingere le tracce di un ricordo lontanissimo. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle,
spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: mi puoi guardare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera 200 note, 200 note. Le labbra un po' impacciate sussurravano: mi puoi toccare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera 200 note. Ed è così che va la vita, il suo percorso, tra l'equilibrio, il rimpianto ed il rimorso. E restiamo a curare i nostri pezzi di cuore, che siamo il sangue che scorre e che inventa l'amore. Il passato è passato e non c'è niente da fare. Lo puoi perdere o lo puoi cercare in queste notti così vuote. E nella camera 200 note. Brava, grazie. Bene, so che insomma gli argomenti sono interessanti, potremmo parlare qui ore e ore, ma il tempo purtroppo è scaduto. Sapete, insomma, Target, magari all'inizio uno dice: ma di che a parlare, che a dire, poi passa un'ora e un quarto e nemmeno ce ne accorgiamo. Spero che anche voi abbiate avuto questa sensazione e che le informazioni che vi abbiamo trasmesso insomma, sono state recepite da voi e che vi hanno presentato alcune belle realtà del nostro territorio. Siamo arrivati ai saluti e, come sapete, come dicono i nostri ospiti, il saluto di Target è particolare, non è grazie, arrivederci e buonasera, ma insomma dovete farlo con una frase, con un pensiero, con una citazione, con qualcosa che magari caratterizza anche il vostro essere qui oggi e quello per il quale avete lavorato e state continuando a lavorare. Allora, Miriana Collura, grazie della tua presenza e partecipazione, tanti auguri per il tuo futuro. Grazie Qual è a il tuo voi. saluto? Io dico credere sempre nei propri sogni, perché se ci credi veramente si realizzano. Grazie della presenza e della partecipazione a Alfonso Cartannilica e non possiamo non morire, Alfonso, quindi ci vogliono, i loculi ci vogliono. Spero che le cose si riescano a cambiare anche nella nostra città, speriamo bene. Grazie della presenza e della partecipazione a Susi Indelicato e alle sue belle poesie. Grazie a voi. Che dire, i sogni a volte si realizzano, io non avrei mai pensato di leggere così in pubblico le mie poesie, quindi va bene così. E come si dice, un treno cammina, cioè nel senso che magari è partito un treno, chi lo sa dove arriverà. Chi lo sa dove arriverà. Sicuramente. Grazie della presenza e della partecipazione a Francesco Sferrazza e al Comitato Fontanelle Insieme. Allora io voglio salutare con lo slogan del comitato che da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano. Grazie ad Anna Grazia Sferrazza, responsabile del progetto #CarAmicoWeb. Grazie, mando un saluto a tutti e concludo dicendo proprio il web può essere un'opportunità, vivetelo in maniera sana. Grazie al dottor Geraldo Alongi, direttore dell'Hospice di Agrigento. Ma mi verrebbe di dire una frase che ormai trita e ritrita, che bisogna curare la persona e non la malattia, però quello che è emerso da questa trasmissione, da questo dibattito che c'è stato, che sono molto contento di quello che è successo, quello che emerge è che bisogna dare spazio ai giovani, assolutamente
bisogna capire a un certo punto della vita che bisogna mettersi un attimino di lato e dare spazio ai ragazzi. Quello che sta succedendo nel mio reparto, che finalmente dopo tanta fatica sono entrati 3 medici e 4 infermieri, stiamo respirando un attimino e devo dire che hanno dato questo impulso, questa pulsione giovanile che l'hospice ne aveva tanto bisogno e le cure palliative in generale. Grazie. Complimenti anche per il premio Buttitta, la Presidente Lina Urso Gucciardino. Guardiamo al futuro con ottimismo, ma non dimentichiamoci che il nostro futuro lo costruiamo noi. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.